Era la loro prima crociera e si è conclusa in tragedia. Matteo Sartori, 33 anni, residente a Fossò, durante la vacanza con la fidanzata Sonia Marcato, assessore alla cultura nel comune di Correzzola, è morto dopo una caduta sulle scale. I due stavano cenando a bordo quando Matteo, armeggiando con un crostaceo, si è levemente ferito un dito. Così è andato in camera per medicarsi, ma non c'è mai arrivato. È stato ritrovato dalla fidanzata a terra poco dopo su una rampa di scale circondato dai soccorritori. Sembra che abbia perso i sensi mentre saliva i gradini, cadendo all'indietro e sbattendo violentemente la testa da entrambi i lati. Due botte fortissime che hanno prodotto un esteso trauma cranico. La nave era in mare aperto in quel momento, al largo dell'Albania. Serviva del personale specializzato e una struttura attrezzata, per questo il medico ha chiesto aiuto alle autorità sanitarie albanesi, ma non c'era un elicottero disponibile. Così la nave ha deviato verso Durazzo mentre sopraggiungeva un'imbarcazione di soccorso sulla quale Matteo è stato poi trasbordato. In ospedale la TAC ha rivelato la gravità che ha portato a un nuovo trasferimento. I medici albanesi però, valutata la situazione troppo compromessa, hanno deciso di non intervenire, mentre dall'Italia si è attivato un medico amico d'infanzia del 33enne che dopo 1000 peripezie è riuscito a coordinare il suo rientro in patria. Ma nonostante tutto non c'è stato più nulla da fare.